scrivo di cortina tra le righe. Abbiamo fatto una settimana molto intensa di incontri, molti dedicati ai giornalisti di formazione, ma anche una serie di dibattiti sui temi principali dell'informazione. Abbiamo deciso di chiudere questa settimana con più di 20 incontri su un tema che tra quelli, a mio avviso, centrali del dibattito appunto sull'informazione di questi anni. Il titolo è così provocatorio e cerca di attirare l'attenzione su un fenomeno appunto che è quello della spettacolarizzazione della notizia, sempre di più in televisione, internet, ma anche i quotidiani ormai tendono ad urlare sempre di più i titoli, a parlare, a fare sempre più gossip e sempre meno informazione, a esasperare i toni. Ecco, secondo me, secondo noi, questo è un modo di fare informazione che tradisce un po' quelli che sono i compiti del giornalismo e devo dire che sono temi sui quali l'ordine dei giornalisti, Enzo Jacopino, anche di recente ha sollevato la questione in maniera anche molto forte. Io credo che soltanto dibattendo, soltanto cercando di trovare le soluzioni tra di noi giornalisti, ma anche tra i lettori e gli ascoltatori, riusciremo probabilmente ad uscire da questa fase. Credo che un po' sia trascinata, sia esasperata anche dai nuovi mezzi di informazione, da internet, perché in qualche modo richiede sempre di alzare i toni, perché soltanto in questo modo qualcuno ritiene che si facciano contatti e che si possa fare più traffico. Io credo che sia un modo di operare che forse a breve termine, nell'immediato porta a qualche risultato, ma a medio e lungo termine rischia di far perdere credibilità, autorevolezza ai media che si occupano di informazione. Io credo che su questo tema sia necessario confrontarsi, è per questo che abbiamo chiamato stasera a confrontarsi 4 giornalisti che hanno molte cose credo da raccontarci e da dirci sul tema. Dicevo prima Enzo Jacopino, che è il presidente nazionale dell'Ordine, che ringrazio di essere venuto da Roma appositamente, Pietrangelo Buttafuoco, scrittore molto conosciuto, giornalista, scrive per Repubblica, per il Fatto Quotidiano, Marzio Breda, che è criminalista del Corriere della Sera, molto conosciuto, una delle firme principali del Corriere, e Roberto Napolitano, che è direttore del Sole 24 Ore. Oggi a coordinare siamo io e il presidente dell'Ordine del Piemonte, Alberto Senigalli, che ci alterneremo nelle domande, negli stimoli, ma credo che su un tema di questo genere poi ci sarà spazio e ci sarà voglia anche di sollecitare interventi e domande. Io partirei subito e lascerei subito la parola al Presidente dell'Ordine, perché il Presidente dell'Ordine, Jacopino, come dicevo prima, è entrato a gamba tesa nei mesi scorsi su questo tema, sulla più del dolore, denunciando un modo di fare informazione e un modo anche di chi non giornalista non è di speculare sul dolore, di spettacolarizzare le notizie. Io vorrei partire da lui per capire che cosa si può fare e la situazione come la vede. Inizio da te. Io non so perché siamo tutti buoni quando ci ritroviamo, e a me non viene bene essere buono, non mi piace. Noi ci ritroviamo in questa situazione anche per colpa vostra. Dentro a gambe tese alla Gattuso, dico di solito io, anche se Gattuso ormai è purtroppo un ricordo del calcio. Recentemente lo diceva prima Gianluca Amadori, recentemente abbiamo posto un problema direi vergognoso, che è quello della TV del dolore, che attraversa un po' tutti i canali, che ha la regina madre nella signora Barbara D'Urso, che però fa 3 milioni di telespettatori ogni sera, cioè voi, ogni pomeriggio, cioè voi, noi, e più lei fa cose sporche, più il numero dei telespettatori aumenta, più
più aumenta il suo cachet, più piange, più si moltiplicano i collegamenti, i contatti. Non so come li rileva l'Auditel, non sono, forse Petrangelo ce lo può dire, perché si impiccia un po' di tutto, figurate se non si sarà occupato dell'Auditel. Perché ho voluto cominciare così? Perché c'è un grande equivoco di fondo. Non tutto quello che vedete in TV è informazione, non tutto quello che vedete in TV, perché insomma ogni tanto non ci mettiamo in ginocchio sopra i ceci da soli, e non tutto quello che viene accreditato come informazione vede come protagonisti i giornalisti. Torno sulla signora, vi farò un esempio, spero che sconvolgervi. Non tutto quello che viene accreditato come informazione vede come protagonisti i giornalisti, non tutti i giornalisti si comportano come dovrebbero per onorare le regole, gli impegni, le norme, il buon gusto, il rispetto della verità, tutto quello che volete. Io non beatifico i giornalisti, di solito parlo male di come noi facciamo questo lavoro, però io mi domando perché i cittadini reagiscono con quei dati che vi ho offerto. Vi faccio un esempio perché così riusciamo forse a capirci. Non so se francamente la provocazione di Amadori puntasse a farmi dire questo, perché non ci siamo messi d'accordo, ecco, siamo in una sala, insomma, non fa particolarmente caldo ancora, proviamo a parlare come se fossimo nel salotto di casa di qualcuno di voi. Il 23 di novembre mi ero guadagnato la solitudine a casa mia ed ero spalmato sul divano. La mia TV, la mia TV mi perdonerà per gioia, la mia TV si accende su Sky in automatico. Mi dicono che questo dipende dal fatto che comanda il decoder, non è un problema di sintonia, siccome c'è. E io seguivo con pigrizia queste robe. Anche Sky fa pubblicità, giochicchio con il telecomando e mi trovo un volto di una donna in lacrime. Vi prego, 23 novembre è importante come data. Mi trovo un volto, il volto di una donna in lacrime. Ora io conoscevo l'esistenza in vita della signora D'Urso, però non ho fatto un collegamento automatico. In successione rapidissima ho pensato l'ISIS ha decapitato un'altra persona. B. Marzio Preda credo che avrà la cortesia di confermarlo. È successo qualche cosa di brutto a Napolitano, perché Napolita è superstizioso e Napoletano stava facendo gli scongiuri. È successo qualcosa di brutto a Napolitano che non stava particolarmente bene in quella data, e poi ho capito che non era così. Questa signora aveva in studio tanta gente ed era in collegamento con Mario. Vedo che ci sono tante donne. Mario era il fidanzato di Elena Ceste, era stato il fidanzato di Elena Ceste. In studio c'era un altro signore del quale purtroppo ho dimenticato il nome, che era stato, udite che donnaccia, il fidanzatino delle medie di Elena Ceste. E la signora D'Urso, parlando con Mario, faceva questo discorso: Mario, ma tu come hai ripreso il contatto con Elena? Mi ha scritto su Facebook, fammi un segno quando mi devo fermare. Mi ha scritto su Facebook, all'inizio non l'ho riconosciuta e allora mi ha riscritto e allora ho capito. E che cosa avete fatto? Ci siamo rivisti 2 volte, guardate, pressoché testuale, ci siamo rivisti 2 volte per un caffè. Dove? A casa sua. Come sei andato a casa sua, Mario? In macchina. Dove? Guardate la costruzione. Dove hai messo la macchina? Nel cortile. Ma la macchina si vedeva? Beh, se qualcuno passando guardava, si vedeva. Ma c'era il marito di Elena a casa? E intanto si sentiva un ritornello, il fidanzatino delle medie: guardate che Elena ha 3 figli, una a 14 anni e va a scuola, lo diceva il ritornello. Guardate che non c'era suo marito, no, le volte in cui sono andato io non c'era. Dice: Mario, di la verità, tu hai ripreso la tua relazione con Elena, a parte che erano fatti di Mario e di Elena, insomma, ma questa è una considerazione mia.
E Mario: no, non è vero. Dice Mario: tu ai carabinieri, guardate la perfidia, vi prego, tu ai carabinieri hai detto un'altra cosa. Non rispondere, Mario, mandiamo la pubblicità. Alla ripresa, dopo l'inserzione pubblicitaria che avrà avuto il picco di attenzione da un gruppo di dementi, circa 3 milioni, alla ripresa Mario ha detto: non è vero che ho detto questa cosa ai carabinieri. Perché ve lo cito? Perché secondo me è l'emblema di un modo di fare, lei dice che lavora sotto testata giornalistica, di fare informazione perversa, un tipo di informazione nel quale sono coinvolti anche dei giornalisti, ad esempio alcuni di quelli che lavorano con lei, e siamo senza difesa, perché io questa roba l'ho denunciata a tutte alle procure della Repubblica, che ovviamente si occupano di mafia capitale, e mi pare anche giusto, si dovrebbero occupare anche di altre cose, insomma, ma l'ho denunciata alle varie autorità. Ci sono nel nostro paese tante authority che costano centinaia di migliaia di euro dei nostri soldi, ma centinaia di migliaia di euro, retribuzioni 250-400 mila euro l'anno. Sapete che risposta ho avuto dal garante della privacy dopo, su un caso analogo che riguardava la stessa persona? Perché nel caso di Elena Ceste mi ha chiesto di indicare io il minuto esatto della trasmissione nel quale si era verificata la violazione. Io, lo devi cercare tu. In un caso successivo, ci siamo messi a monitorarla, in un caso successivo abbiamo segnalato il minuto esatto, il giorno, l'ora, il minuto, i secondi, da a. L'iniziativa del garante della privacy credo che ci costi qualcosa come 1 milione di euro e più l'anno, a parte i dipendenti, la sede e tutte le strutture che servono. È stato di mandare una lettera a Mediaset con l'intimazione a non reiterare più quei comportamenti. Dopo 20 giorni il garante mi ha mandato per conoscenza una comunicazione: il procedimento era stato archiviato perché Mediaset aveva giurato che non lo avrebbe fatto più. È tutto scritto, ma non solo. Io siccome pare che io stia facendo una crociata, noi abbiamo fatto fare all'osservatorio di Povia una ricerca sulla TV del dolore, ci sono dentro tutti. Io vi citavo questo caso perché è la regina di questo format, cioè la maggiore protagonista di questo modo di fare, perché ve la spacciano per informazione. Ora io non credo che la vita delle persone guardata dal buco della serratura sia informazione. È anche vero, possiamo fare un riferimento a cose di queste ore, è anche vero che non tutte le persone hanno il diritto allo stesso livello di tutela e di riservatezza, perché in base al ruolo pubblico che hai un livello di riservatezza più basso. Voglio chiudere questo primo giro per non andare così, insomma, troppo per le lunghe. Io ho lanciato una campagna in questo senso che ha avuto quasi 200.000 consensi, 200.000. Molti insulti, molti, li ho lasciati tutti, li ho pubblicati tutti. Dopo alcune settimane mi è arrivata una mail molto calda di un operaio, mandata alle 6 del mattino. Mi scriveva: sono un operaio, nome e cognome, ieri sera ho perso un risultato di calcio che mi interessava. Mi sono collegato, non vorrei sbagliare, non so se con Rete 4 o Italia 1, dove la mattina dopo all'alba, quindi non ci sono solo i maniaci pervertiti del pomeriggio, ci sono pure i maniaci pervertiti del mattino, dove la mattina, non so quale sia questo canale, mi perdonerete, mandano in replica la signora D'Urso. E mentre ascoltavo queste cose che riguardavo Elena Ceste, mi dicevo: la figlia di Elena, quella che va a scuola, si sta preparando per andare a scuola e sente queste cose, e queste cose le sentono i suoi compagni di classe, che poi la trovano a scuola. E la ragazza diventa, scusatemi la brutalità, la figlia della puttana, tutto per fare audience, tutto per fare danaro, perché l'audience corrisponde al danaro. L'informazione è un'altra cosa, l'informazione con lo spettacolo non ha collegamenti.
L'informazione, lo diceva Gianluca e ho finito, non è urla, non c'è bisogno di urlare quando tu onori il dovere di dire la verità alle persone, non c'è bisogno di effetti speciali per condizionare i sentimenti, gli orientamenti, per sollecitare gli istinti peggiori. Lo stiamo vedendo in tanti settori, lo stiamo vedendo su una cosa che riguarda il Veneto, perché qualche cosa leggo anch'io ogni tanto con qualche difficoltà. Vediamo quello che stanno facendo alcuni in tema di immigrazione o migrazione e non lo leggiamo per come dovrebbe essere fatto. Allora, la preghiera che io rivolgo, non so quanti siano i colleghi qui, la preghiera che io mi sento di rivolgere a tutti singolarmente voi colleghi, a quelli che non lo sono rivolgo la preghiera semplice di usare il telecomando, insomma, se c'è un problema di pile facciamo una fornitura al colloquio dell'ordine dei giornalisti delle pile del telecomando, ma ai colleghi la preghiera che io rivolgo è di affrontare gli argomenti non solo con un rispetto rigoroso della verità, ma dandosi una regola banale. Se questa cosa riguardasse me, i miei cari, una persona per la quale ho affetto, una persona che conosco e che stimo, la affronterei con queste urla, con queste esasperazioni. Siccome mi piace pensare che la risposta sia negativa, ecco, se noi ci ponessimo questa domanda nell'affrontare le cose senza puntare sempre alla spettacolarizzazione per avere un'audience più alta in TV, un titolo più ampio sui giornali, ecco, forse faremmo un servizio non solo alla collettività, ma, perdonatemi se è una cosa alla quale tengo molto, al recupero di dignità della nostra professione e di credibilità dei giornalisti in genere. Grazie Enzo. Nella tentazione dello spettacolo, della spettacolarizzazione, dell'enfasi e del teatro continuano a cadere piccoli grandi giornali, continuamente perdendo copie. C'è invece un giornale che non perde copie ma ne conquista, o quantomeno tiene molto saldamente le posizioni, come giornale specializzato, con una cronaca sobria, persino con un supplemento culturale, e attraverso una radio di qualità, un web di qualità e una carta tutto dall'aspetto civile. Quindi lascio la parola al pensiero. No, io se vogliamo parlare un attimo, pensavo che parlate solo, però parlerò del suo a questo punto e ne parlo con piacere. Noi di numeri in coppia ne abbiamo veramente guadagnati tantissimi, però mi rubo solo un secondo per una cosa che non dice nessuno. Bisogna che cominciamo a riguardare i bilanci delle società, voi dovete solo chiedere una cosa: quali sono i ricavi da contenuti informativi? Cioè ditemi quanto avete incassato e guadagnato facendo il giornalista. Quando ci continuano a prendere in giro, quando si parla di innovazione e quindi mobile, smartphone, parla di tecnologia a tutti i livelli, attenzione, l'innovazione non è una novità. Prima viene la testa, prima vengono i contenuti, poi viene l'innovazione tecnologica che è un fantastico moltiplicatore di quel valore e di quel contenuto. Cioè io ho sempre detto e ripeto che se vinciamo con il giornalismo siamo liberi. Se crediamo di vincere senza il giornalismo e con le scorciatoie dell'innovazione e del cosiddetto, quello che io chiamo il marketing tecnologico, non solo vinceremo, ma perderemo la faccia. Quindi io sono stufo di confrontarmi con numeri veri, non veri. Pensate che questo è un paese dove c'è ancora un Outpress, no? Che rileva i lettori. Sapete il 55% del campione di quei lettori che titoli studio ha? Sotto la terza media. Ora voi potete credere che con la più grande crisi strutturale
che ha superato nettamente il 29, ci sia una folla a comprare all'edicola di persone che non hanno conseguito nemmeno la terza memoria. Ma siamo scherzi a parte, facciamo ridere. Io voglio vedere quel numerino lì, ognuno prende il bilancio e mi dice quanto avete incassato dalla vendita di prodotto giornalistico, di articoli, di contenuti, quanto incassavate l'anno scorso, quanto incassate quest'anno. Allora, per 2014 di Sole 24 Ore, il sistema italiano di Sole 24 Ore ha avuto una crescita di 9,8 milioni di ricavi da contenuti informativi. Nel primo trimestre e nel secondo trimestre che si avrà da fare, che si avrà fra poco, il Sole 24 Ore cresce su una crescita di 10 milioni ad un ritmo che pensa di poter realizzare una crescita di almeno altrettanti 10 milioni. Quando sono arrivato io al Sole 24 Ore le copie erano più 240.000, 250.000, ora sono quasi 400.000. Noi vediamo giornalismo. Se mi dai qualche minuto in più, perché io ho visto che racconto il Sole. Allora, per vincere la grande sfida tecnologica bisogna partire dalla carta. La prima operazione che ho cercato di fare, quella che io chiamo i 4 giornali in uno. Prima c'era il giornale dei professionisti, ma erano norme e tributi, era una piccola sezione. E dopo oggi, quest'anno Sole fa 150 anni, e quindi abbiamo deciso di festeggiare i 150 anni facendo un dorso autonomo, che è il giornale dei professionisti. Poi abbiamo deciso di raccontare l'economia reale e abbiamo fatto un dorso distraente che si chiama Impresa e Territorio, perché oggi l'impresa non compete con il consumo, compete con i suoi territori. Quindi oggi il Sole 24 Ore si presenta con 4 giornali in uno, il giornale dei professionisti, dei tributi, cioè il fisco e la giurisprudenza di legittimità, giurisprudenza di merito, i giornali dell'economia reale, imprese e territori, i giornali della finanza dei mercati, che è un presidio storico, e i giornali dell'attualità. Vedete, tu hai fatto riferimento alla Domenicana, io credo che bisogna capire veramente che cos'è fare informazione secondo le regole Sole 24 Ore. Per capirlo bisogna uscire dal segreto, cioè non bisogna occuparsi per un attimo di economia, di finanza, di norme e tributi. Bisogna capire che quando il Sole 24 Ore decide di fare un prodotto culturale, fa la Domenica del Sole, fa il primo prodotto culturale italiano. Io dico che chi scrive sulla Domenica del Sole oggi riceve una convocazione nazionale. Cosa posso dire per farmi capire? Beh, c'è stato un giorno che un Papa si è dimesso, ci sono molti precedenti, quindi era un episodio storico. Tutti i giornali del mondo, di tutti i continenti, hanno dedicato grande spazio a queste dimissioni del Papa. Però nel mondo c'è stato un solo giornale che ha pubblicato gli esercizi spirituali di Ratzinger, cioè il travaglio fisico, personale, spirituale, umano, con il quale questo Papa è arrivato a prendere questa decisione. E quel giornale è stato solo 24 ore. Cioè, cosa voglio dire? Che quella regola di rigore deve guidare con il criterio comparativo competitivo, perché io penso che i numeri hanno un cuore e un'anima e possono raccontare la vita e i fatti delle persone con molta più chiarezza e con molto più sentimento di 1000 retroscena che non portano mai a una scena. Però quando esci da quel seminato devi essere capace di farti riconoscere. In questo senso il nostro modo di fare informazione è un modo, secondo me, riconoscibile e che in un momento di grande incertezza può essere un punto di riferimento. Bene, perché sono partito dalla carta? Per dirvi che noi abbiamo affrontato e realizzato una sfida multimediale senza precedenti, partendo dal nostro modo di fare informazione. Cioè, questo bisogna capirlo una volta per tutte. Se io compro, io non ce la faccio nemmeno più, ogni volta mi dicono l'edicola. Ma quale edicola? Ma cioè, esiste l'edicola,
in mezzo alla strada. Bene, ma se io compro all'edicola digitale lo stesso identico prodotto, cioè lo stesso quotidiano, e lo leggo sul tablet, che cosa ho comprato? E secondo voi, perché mi comprano? Perché ho fatto giornalista, perché ho fatto un prodotto che qualcuno ha ritenuto meritevole di essere comprato. Se noi non siamo capaci di fare informazione di qualità alla quale il mercato riconosce un valore ed è disposto a pagare, ricordatevi che l'editoria muore. E quindi che cosa abbiamo fatto noi? Il primo esperimento è stato il business class, cioè un sistema integrato di offerta tra quotidiano cartaceo e quotidiano digitale. Quotidiano cartaceo, la replica digitale arricchita e aggiornata, per cui tu leggi un pezzo che è identico, perché il giornale è identico, un pezzo, porto un esempio, bilancio Barilla, c'è un marker, tu lo clicchi e attraverso il sistema Sole puoi leggere tutti i bilanci degli ultimi 30 anni della Barilla. Questa è la replica digitale arricchita e aggiornata. Poi abbiamo fatto buongiorno dal tuo amico Sole, alle ore 6 del mattino i nostri abbonati ricevono un insider, uno scenario, un'analisi sull'Asia, un insider, uno scenario, un'analisi sull'America, mai cronaca. Spesso le notizie che pubblichiamo non le leggereste mai in Europa, perché anche il Financial Times o Wall Street Journal hanno l'edizione europea, l'edizione americana, l'edizione asiatica, quindi non avresti proprio la possibilità, ammesso che questa notizia larga, come merger, acquisition, di qualunque tipo, di poterne fruire. Abbiamo fatto di più, abbiamo fatto scelte per voi, abbiamo alla mattina tutto ciò che interessa il mondo nostro, quindi il mondo della finanza, il mondo dell'economia reale, il mondo delle professioni, il mondo della vita delle istituzioni. Bene, noi te lo diamo alle 6:30 del mattino in più, e in più ti raccontiamo come il mondo racconta l'Italia, cioè come il mondo racconta il mondo e come il mondo racconta l'Italia. Vedete, piccoli articoli, sarebbe molto bello farlo vedere, cioè come apre il Financial Times, come apre il Wall Street Journal, ma anche come apre il giornale pakistano, come apre Le Monde. Noi in poche righe alla mattina diciamo che cosa vuol dire quell'articolo, perché c'è quell'apertura e poi avete il testo integrale dell'articolo nella lingua originale. E sempre alla mattina vi raccontiamo come il mondo si occupa di noi e come il mondo racconta l'Italia. Guardate, io ho parlato abbastanza, però vi prego di credere che quello che ho raccontato fino ad ora è poco meno del 3% di quello che abbiamo fatto. Però in questo 3% c'è stata la nostra salvezza, perché noi lanciando la business class è benissimo che tu vedi, ma quanti ne hai fatti di abbonamenti? 1.000, 2.000, 3.000, 40, 10.000, 20.000? Oh, ma pagano 500 euro per avere questo abbonamento, mica è gratis. E adesso siamo oltre i 40.000 abbonati alla business class, ma poi abbiamo deciso di fare molto di più. Vedete, quando è nato il Sole 24 Ore, sono uniti due giornali, no? Il Sole e il 24 Ore. Il fondo, sai come titolava? Strumento di lavoro. Allora io ho detto, noi dobbiamo fare un piano editoriale che deve fare in modo che questo strumento di lavoro non sia più utile ma indispensabile. E come si fa questa cosa? Si fa col giornalismo. Cioè noi abbiamo inventato 15 quotidiani digitali. Quando io vi ho raccontato norme e tributi, giornale dei professionisti, voi vedete norme e tributi, cioè vedete le leggi, vedete le tasse. Bene, il quotidiano del fisco è un quotidiano con tutte le sezioni nuove, persone fisiche, reddito d'impresa, contenzioso, l'analisi, il quesito, la scadenza, la dottrina, poi c'è una lentina, tu clicchi e tutto il sistema Sole che mette insieme le banche dati, l'informazione, la nostra specializzazione lavora per te. Quindi abbiamo fatto l'abito su misura, cioè un quotidiano che si rivolge ad una platea selezionata di lettori, e così è stato per i professionisti con il fisco, magistrati, avvocati e notai per il
del lavoro, consulenti del lavoro, per la casa. Se voi volete sapere in qualunque casa, in qualunque via, in qualunque comune della Repubblica Italiana, valore catastale, valore immobiliare, dovete semplicemente almeno conoscere l'indirizzo di questo appartamento, perché noi in 30 secondi ve lo diciamo. Abbiamo inventato 11 quotidiani digitali specializzati, abbiamo fatto Finanza 24, abbiamo fatto consulenti finanziari, abbiamo fatto assicurazioni finanziarie, abbiamo fatto la scuola, abbiamo fatto la sanità. Sono tutti quotidiani in continuo aggiornamento in tempo reale. Però vedete, poi alla fine ci siamo anche presi una libertà. Abbiamo voluto fare il primo tentativo. Abbiamo voluto fare il primo quotidiano digitale interamente in lingua inglese, interamente dedicato all'Italia. Questo si chiama Italy 24. Io credo che noi abbiamo diritto di rapportarci al mondo con la lingua del mondo per quelli che siamo, e credo che in molte parti del mondo, a partire dagli Stati Uniti, c'è il desiderio di avere un racconto che non sia sempre l'unico racconto possibile, che è quello anglosassone. Io non ho voglia qui, che non è la sede, di dirvi quanto lavoro c'è dietro Italy 24. Sono tutte le sezioni del Sole 24 Ore e qualcuna in più, tipo Public Finance, perché all'estero vogliono molto sapere che cosa succede al nostro debito pubblico. Però sapete, io che racconto tutto questo, abbiamo i primi 2500 abbonamenti in Cina, che è una soddisfazione, abbiamo abbonamenti in tutti i paesi, ne avremo molto di più, io credo, appena lo strumento verrà riconosciuto. Infatti abbiamo deciso, sono tutti d'accordo, che non sarà più solo Italy 24, che noi dobbiamo portare il nostro modo di vedere l'Europa, perché non è possibile che sull'Europa di oggi, che è un momento molto difficile, ci sia sempre una sola versione. Però tutto questo, sapete perché è possibile? È possibile, secondo me, perché ci siamo imposti come regola di non tradire mai la verità. Possiamo commettere degli errori, questo sicuro, ma un giorno che io mi ricordo perfettamente, un'estate, dopo fate presto, che decisi di fare Rating 24. Che cos'è Rating 24? Rating 24 significa semplicemente che chiunque ci governi, ogni mese il Sole 24 Ore andrà a vedere quanto riforma annunciata è stata attuata, e ogni 6 mesi andrà a vedere che impatto quella parte attuata di riforma avrà sul mercato di riferimento. Guardate, non c'è nulla di più rigoroso nel fare giornalismo. La mia grandissima soddisfazione è che dopo più di 3 anni, quasi 4 anni di Rating 24, nessuno ha mai contestato una delle pagelle o dei giudizi del Sole 24 Ore. E vorrei informare tutti che il Rating 24 lo fanno i redattori del Sole 24 Ore. Non c'è nessun professore che sale in cattedra e che dà la pagella. Però io credo che la qualità dell'informazione sia decisiva. Regalare l'informazione sui siti è molto facile, ma anche questo porta alla morte. Io penso che noi dobbiamo avere il coraggio di fare informazione al modo nostro. Se il governo dice numeri falsi e li ha detti sull'occupazione, noi siamo intervenuti, il governo li ha corretti. Se il governo annuncia la decontribuzione dei salari e poi toglie gli oneri contributivi, noi lo diciamo, e la clausola di salvaguardia salta. Se a un certo punto il governo dice che c'è un tesoretto e noi sappiamo che abbiamo tanti debiti ma nessun tesoretto, noi lo diciamo e il tesoretto sparisce. Ma se il governo fa una riforma che a noi piace molto, come il Jobs Act, noi lo diciamo. Questo credo che sia il nostro modo di fare informazione, e questo credo che debba essere la base del giornalismo investigativo, del giornalismo di analisi e del giornalismo di inchiesta, e credetemi addirittura anche del giornalismo di servizio. Io credo che se riusciremo a mantenere un tasso di fedeltà elevato
rispetto ai principi informatori originari del nostro modo di fare giornalismo, nessuno ci potrà fermare. E voglio anche dire un'altra cosa, perché se ne è parlato all'inizio. Noi a settembre praticamente chiuderemo il sito. Nessuno lo dice, ma in questo momento i famosi 10 milioni di ricavi da contenuti formativi, non vi preoccupate, tanto diranno che non sono vere, che non si sa, che tanto il mondo si divide tra quelli che lavorano e quelli che passano il tempo a sparare di quelli che lavorano. Però lì io lo dico, lo chiedo, ma tiratelo fuori, qual è il problema? ADS, dite quanto avete guadagnato vendendo giornali, cioè vendendo notizie, vendendo articoli, non chiacchiere, non i lettori sotto la terza media, quelli riferiti non so da chi. Però nel frattempo noi abbiamo 31.000 abbonamenti paganti al sito, cioè non valgono i figli dell'ADS perché non sono ancora riconosciuti, però per esempio se prendete Financial Times c'ha 700.000 abbonamenti, sai quanti sono gli abbonamenti al sito? 500.000, perché anche questa idea del giornale statico noi dobbiamo superarla. Esiste la copia cartacea, giornale statico, esiste la copia digitale, giornale statico, ma esiste anche il giornale in continuo aggiornamento. Se io vado sul sito del Sole 24 Ore ho le stesse sezioni, finanze e mercati, imprese e territori, norme e tributi, ho lo stesso prodotto in continuo aggiornamento che ti dà informazione in tempo reale. Perché non lo devo far pagare? Perché io questa informazione la devo regalare? A furia di regalare informazione abbiamo regalato il nostro futuro. Per riprendercelo non dobbiamo fare nulla di più di quello che ha fatto chi ci ha preceduto, cioè dobbiamo fare buon giornalismo, non dobbiamo guardare in faccia a nessuno, dobbiamo essere rigorosi con noi stessi e rigorosi con gli altri. Grazie. Adesso chiederei invece a Pietro Buttafuoco come mai abbiamo sentito che bisogna andare verso la qualità, no? Però mi pare che in questa direzione ci stiano andando moltissimi, no? Cioè, hai abituato i tuoi lettori ad analisi sempre molto diverse dalla tradizione, da tutto quello che dicono gli altri, da un po' sempre visioni particolari. Ecco, come mai secondo te se invece sempre più le pagine dei giornali, sia cartacei che internet, sono piene di gossip, di cose del genere? C'è una tendenza? C'è un motivo secondo te per il quale non interessa più al pubblico l'informazione seria? Grazie. Io credo che ci sia un equivoco di fondo. Mi è piaciuto molto la declinazione del marketing in marketing, e l'equivoco è determinato da un fatto che si sposa proprio alla TV del dolore, alla spazzatura nell'informazione, cioè quell'idea che abbassando il livello, abbassandolo sempre di più e facendo il mercato, e quindi facendo le marchette, si guadagni pubblico, perché comunque nell'informazione, nel fabbricare i giornali, nell'offrire la didascalia alla giornata, e questo è poi il succo del giornalismo che è fatto di giornata, ci sia quell'idea che abbassando il livello si abbia un maggiore pubblico. Ed è vero nel senso che per esempio la TV del dolore ha determinato una grande massa, per cui ha abituato lo spettatore all'idea che l'emozione prevalga poi sulla necessità di avere un'informazione ben precisa. Io penso che l'equivoco sia stato determinato da quello che poi nella evoluzione della società di massa, gli strumenti a nostra disposizione, quindi la televisione, il giornale, la radio, adesso internet, si siano dedicati a quello che dovrebbe essere
la somma, la conta dei grandi numeri per poi cavarne un profitto. Che cosa succede? Succede che questo drogare ha portato anche a delle conseguenze, per cui, lo sappiamo tutti, le edicole altro non sono che come le cabine telefoniche nel momento in cui poi c'è il trionfo del telefonino. Sappiamo che i giornali muoiono, non muore invece il giornalismo. Ecco, e allora è il giornalismo che deve rivendicare una necessità di qualità, che deve rivendicare la serietà, deve rivendicare proprio la funzione propria, che è quella di dare i fatti, raccontare, scrivere la didascalia alle immagini e quindi accompagnare, deve fare i conti poi con questo equivoco che io direi nel caso italiano è speciale, perché accanto all'esempio di una Barbara D'Urso, ahimè, ci sono poi anche gli esempi nella carta stampata. Per esempio io qualche tempo fa sono andato a fare un reportage in Iran e poco prima di partire per l'Iran avevo letto un'intera pagina su un quotidiano che non cito per amor di patria, dove veniva raccontato un fatto impressionante, inaudito, cioè che in Iran non fanno lavorare le donne. E quindi io arrivavo, sbarcavo all'aeroporto di Teheran con questa cosa che mi ballava in testa. Non vi dico le risate che si facevano lì, anche perché è una società dove il 70% della popolazione è al di sotto dei 30 anni, dove per esempio la maggior parte delle figure professionali, non solo nel mondo scientifico, ma perfino in quello militare, sono donne. Detto ciò, io capisco che c'è un'esigenza, che è quella di rendere accattivante il nostro prodotto, e questo viene a essere determinato dalla semplicità, dall'obbedienza alla sintassi, dalla chiarezza, dal ditore e poi certo dal saper gestire le emozioni. Io ho avuto tanti maestri, tra questi uno che è Peppino Sottile, che viene da un'officina particolare quale fu l'Ora di Palermo, e mi insegnò un trucco e ne ho fatto tesoro, ed è fondamentale per esempio quando si deve confezionare un pezzo di nera. Voi sapete che l'emozione necessita di qualcosa di accattivante, perché è come la vetrina, dove il lettore viene accompagnato per vedere che cosa può prendere. E Peppino escogitò sto trucco quando c'era la necessità di fare vedere la foto del morto. Il morto quando era vivo, farlo vedere. Per cui immaginate nella Palermo della guerra di mafia. Non mancava il lavoro, come dice il presidente. Nella Palermo della guerra di mafia c'è sta scena, in casa, la madre disperata, pianti, i parenti intorno, il cadavere del ragazzo che era stato portato via, quindi per l'esame autoptico. C'era la necessità di mettere in pagina la fotografia del morto. E come fare? A farsela dare, manco a parlare, a frugare non si poteva fare. E Peppino, con quel suo occhio magnetico, con quel suo sguardo tutto blu, che dice alla povera madre disperata in lacrime: ma come potevano dire che suo figlio era brutto? Brutto? Così mi disse, brutto. Ci lo faccio vedere io come era mio figlio. E quindi andò ad aprire una cassapanca, prende la fotografia, la più bella, questo è il mio figlio, questo. E allora signora, pubblichiamo questa fotografia, così diamo una risposta a quelli che dicevano che era brutto. Ecco che cos'è questo? È il mestiere, è l'arte, perché comunque al di là di quello che dovrebbe essere poi l'obbligo ovvio, naturale, c'è poi un mestiere che accompagna questa nostra fatica. Vedete, noi dobbiamo fronteggiare una situazione, a maggior ragione adesso, dove voi pubblico, volendo immaginare in tutti voi il pubblico dei lettori, degli spettatori, degli ascoltatori, essendo stati frastornati da tutto questo
verso la droga del livello sempre più basso, voi in realtà sapete distinguere la qualità, in realtà poi viene cercata, e questo vale nell'informazione come anche nell'intrattenimento, tant'è vero che quella formula sciagurata è un po' come nella tortura medievale, dove al condannato veniva legato un cadavere, e così è stata partorita quest'idea aberrante dell'informazione da intrattenimento, per cui il cadavere dell'intrattenimento ha lavorato l'informazione. Io voglio immaginare che sia proprio l'intrattenimento il cadavere, e a queste si sono aggiunte quelle che poi nelle scorciatoie del marketing, ed è proprio perfetta questa immagine, è stata quella grande stagione, la ricordiamo, no? Per cui si compravano i quotidiani solo perché c'era la videocassetta, per cui i giornali riuscivano ad avere dei risultati in edicola offrendo tutto fuorché l'informazione. A tutto questo si è arrivati quando poi si è unito un altro passaggio grave, gravissimo, che coinvolge innanzitutto noi giornalisti molto più di quanto possa essere il pubblico dei lettori, degli spettatori, degli ascoltatori. È stata la morte dello spirito critico, che ha coinvolto tutti noi, e io credo che il Presidente dell'Ordine l'abbia considerato questo aspetto a maggior ragione vergognoso in questa precisa stagione politica, dove si vedono i giornalisti sostituirsi ai politici. Ho visto scene nei talk show dove venivano manganellati i parlamentari della minoranza del PD che non si adeguassero ai dettati del Presidente del Consiglio, scene che non si sono mai viste in Italia, scene inaudite, dove si vedono dei giornalisti che ormai sono diventati i titolari delle censure e delle sentenze a carico di chi magari devia rispetto ai dettati ufficiali del governo. E poi c'è un altro aspetto che è venuto a mancare, ed è quello di essere sintonizzati col blocco sociale, vogliamo usare questa immagine, sintonizzati col lettore, col mondo del lettore. Una cosa che mi ha turbato non molto tempo fa, e sicuramente molti di voi ricordano questa storia, il suicidio di Egidio Maschio, il re dei trattori. Mi ha colpito, e ovviamente non è il caso del giornale dei professionisti, che però il giornale della borghesia italiana abbia consegnato la notizia della morte di Egidio Maschio in una breve. Come si fa quindi a immaginare che cosa voglia il lettore? Il lettore ha necessità di essere raccontato anche per la sua stessa vita, cioè di offrire al lettore le parole che magari non sa trovare anche nelle sue avventure, nelle sue disperazioni. Quando per esempio, e concludo, a proposito di giornalismo e del cortocircuito che si stabilisce tra la necessità di drogare le informazioni e poi rendere sempre un servigio al proprio pregiudizio, faccio un esempio del passato. Non mi posso scordare questo: prendo l'aereo da Catania per andare a Roma, c'è la campagna elettorale epocale, quella del 94, la sfida tra Achille Occhetto e Silvio Berlusconi. Al di là di quelli che possono essere gli schieramenti politici, c'è uno spaccato d'Italia che necessitava di essere raccontato, di essere capito, di essere interpretato, di avere i sensori poi nella realtà che potesse portare un risultato a capire che cosa stesse per accadere. Mi ricordo che leggo questo editoriale, mancano 2 giorni al risultato elettorale, dove veniva raccontata un'Italia che non esiste. Si intervistavano personalità, personaggi che poi non avevano la corrispondenza con i fatti veri,
erano figure eteree, importanti. Mi ricordo l'avvocato Guido Rossi che veniva interpellato come se fosse il custode di Milano, e nel frattempo arrivano le orde barbariche con le corna in testa dei leghisti, e nel frattempo arrivano i kit di plastica di Forza Italia, nel frattempo arriva pure dal sud una marea tricolore, nel frattempo cambia tutto, la gioiosa macchina da guerra si sfascia perfino con l'endorsement di illustri, importanti, di autorevoli giornalisti, col risultato di non aver saputo raccontare la realtà, non la verità, che è un altro discorso. La realtà sarebbe sufficiente. E quindi il livello, quando finisce, io me lo ricordo, quando venivano sguinzagliati gli inviati in tutte le città, e siccome i direttori avevano i numeri di telefono di qualche loro amico, allora gli inviati dovevano intervistare soltanto quelli che venivano indicati dai direttori, che però poi non rappresentavano nulla. E poi quindi la fatica di andare a capire chi è Formentini, la fatica di andare a capire chi fosse Teodoro Bontempo, la fatica di andare a capire chi ci fosse, insomma, dietro quelle facce che invece la gente, il pubblico, gli spettatori, gli ascoltatori, i lettori già conoscevano. Ecco perché siamo arretrati, ecco perché poi sono morti i giornali, ecco perché poi ci troviamo. Io certe volte dico: ma tu sei giornalista? No, a parte il fatto che non avendo avuto tempo non lo posso dire, sono un giornaliero e mi riconosco un po' come nel lavoro che di solito nei paesi del sud fanno i contadini di pronto accomodo, arrivano all'alba e cercano la giornata che necessita sempre di didascalia. Però vorrei farti una domanda specifica. Molto spesso noi parliamo di certe glorie passate, ma con la testa assolutamente al futuro. Che cosa dei maestri recuperare, che cosa del passato recuperare, che cosa insegnare ai giovani. E io ogni tanto vado a scavare una parola di fine Ottocento, scritta da Frassati, il fondatore della Stampa, il quale a un certo punto, presentando il nuovo giornale, scrive questa frase: vogliamo fare un giornalismo onestissimo, usando il superlativo assoluto. Bene, per fare del giornalismo onestissimo occorre conoscere la tecnica, conoscere le leggi, avere un senso morale, un senso della professione e avere il tempo per fare. Oggi il tempo, tra l'altro, manca, è sottratto, c'è una quantità di schiavitù a fare il giornalismo. Ebbene, tu quali parole andresti a trovare tra i maestri che abbiamo anche conosciuti e frequentato? Sì, grazie. Mi verrebbe in mente una frase che mi è cara, insomma, che risale alla fine degli anni 70, quando a Parigi si svolse un convegno sul giornalismo, perché come sempre molto se ne discute già da allora, e in quel convegno si già ipotizzava il futuro dominio delle nuove tecnologie, di sterminate banche dati, che poi è Wikipedia, no? Cioè si immaginava quello che sarebbe accaduto. Si prefigurava abbastanza bene. Presenta quel convegno per il quale fu fatto un racconto bellissimo da Alberto Cavallari, un direttore che ho molto amato. Presenta quel convegno, c'era il fondatore di Le Monde, il giornale più autorevole, considerato sempre più autorevole d'Europa, eccetera eccetera. Allora era già molto anziano. Richiesto di un parere, Berbelli, che era appunto il fondatore di Le Monde, disse: beh, se le cose stanno così, cioè se il futuro è questo, è un futuro fatto di bottoni,
Ma se non mi interessa, sono contento di essere abbastanza vecchio per riuscire a non vedere i vostri giornali. La mia idea di giornalismo, diceva, è infatti completamente diversa. Per me, le journalisme, diceva, c'est pas des boutons, non sono i bottoni, c'est l'écriture, c'est réfléchir dans l'écriture, cioè riflettere dentro la scrittura. Due comandamenti che sarebbero fondamentali, cioè la riflessione, che è fondamentale in un lavoro che nasce e muore ogni 24 ore, e una scrittura che sia buona, non il bello scrivere nel quale si sono attardati i giornalisti italiani fino agli anni 50. Ora, quindi mi è caro questo ricordo perché mi fa venire in mente Alberto Cavallari, appunto un direttore che ho molto amato. Nell'84, quando lasciò il Corriere, dopo 3 anni molto tempestosi, Cavallari mi disse amaramente, già proviamo a pensare, era più di 30 anni fa, mi disse, sai, dice, io una volta sapevo di scrivere un pezzo per un lettore, cioè uno che leggeva i miei pezzi. Adesso tu non lo sai se scrivi per un lettore consumatore, perché già allora cominciava questa ossessione, no, per tamponare le copie che si cominciavano a perdere con i libri di ricette, gli Atlanti, i corsi di inglese, le videocassette, oppure diceva per un lettore giocatore, perché già cominciavano replay, portfolio, bingo, cioè pur di tenere le copie. Allora cosa vuol dire? Nonostante tutto questo è stata una slavina, cioè il Corriere alla fine degli anni 70 vendeva 1 milione di copie, ok? Non sempre, ma viaggiava sulle 700.000 e con i fatti un po' grossi 1 milione. Siamo tutti invecchiati, anche se il Corriere tiene bene, e prima l'amico Roberto Napoletano ha con orgoglio rivendicato le performance del giornale che dirige e che ha recuperato dopo una breve, per fortuna, del giornale stagione sgangherata, e sta facendo una rivoluzione molto importante, che è poi la rivoluzione nella quale loro hanno un pubblico molto speciale, no? Diciamo, il Sole 24 Ore. Io sto al Corriere da 36 anni, il Corriere è un giornale, come si dice, generalista, di informazione, che ha la pretesa di essere, però anche noi siamo stati presi in questa, facciamo questa specie di seduta di autocoscienza, di questo vortice nel quale ci siamo rincorsi l'un l'altro, pescando sempre il peggio, no? Per cui l'ossessione dei retroscena, per esempio, laddove magari omettevamo di raccontare la scena, per dire, non lo so, vi ricordate la mania di intervistare personaggi che si credeva che piacessero al pubblico su temi di non loro pertinenza. Ricordo una volta una sequenza di giro di pareri su se andava bene investire in botto o altre cose, dove gli intervistati non erano uomini di finanza, di economia, ma Pippo Baudo e la Parietti. Lo ricordo con sgomento, ma lei investe, che me ne frega di Alba Parietti. Si credeva che così, coltivando anche i bassi istinti del lettore, perché poi era tutto anche un aumentare del giornalismo pruriginoso, e anche un giornalismo che ha avuto lo stesso approccio. Io da 25 anni mi occupo quasi esclusivamente, non del tutto, grazie a Dio, mi occupo anche di cose culturali, di politica. Prima facevo l'inviato, facevo altro, ma tutto questo ha contagiato anche la politica, per cui in una specie di micidiale, perverso gioco di rispecchiamento, i politici che vogliono avere un buon titolo, un titolo a effetto, un titolo grosso su un giornale, devono dire, scusate la volgarità, stronzate, e più forti sono più vanno. Io mi occupo di presidenti della Repubblica dei tempi di Cossiga. Cossiga, verso la fine, proprio le ultime settimane del suo mandato presidenziale, di cui tutti ricordiamo l'ultimo biennio, che era ruggente, le picconate, le cose, si confessò a Chiambretti, mi ricordo, in una trasmissione televisiva, e disse: ho dovuto fare il matto, cioè lui diceva, poi lo vestiva anche culturalmente, ho fatto il full del teatro elisabettiano inglese, ho dovuto fare il matto
fingermi matto per sfondare il muro di gomma dei giornali, se no non finivo sui giornali. Cossiga, a suo modo, dal punto di vista della politica, alternava picchi anche di plebismo, ci ricordiamo delle cose spaventose che diceva, ma a suo modo lui tentò di lanciare una profezia della catastrofe alla politica. Diceva: guardate che vi prenderanno a pietrate per le strade ai capi partito, perché è crollato il muro di Berlino, deve cambiare tutto anche in Italia, cominciamo a cambiare la Costituzione. Fece un messaggio alle Camere, nessuno lo ricorda, di quasi 100 pagine, 90 e rotte, per chiedere la riforma costituzionale. Sono passati 25 anni e adesso abbiamo cominciato a metterci mano, ma per dire, anche la politica, adesso è normale che un politico si sgangheri in invettive, parolacce, eccetera. Allora era semplicemente inconcepibile. Ricordo una volta che il giornale mi mandò a intervistare Bruno Visentini, tra l'altro grande del borghese veneto, no? Uomo di grande cultura, e lo andai a intervistare nel suo studio a Roma, a Piazza di Spagna, e lui, che aveva perfettamente capito il gioco nel quale i giornali erano precipitati, mi fa: contro chi mi vuoi intervistare? Perché anche qua è un altro giochino perverso che ha, come dire, screditato il giornalismo. Cioè, voglio dire, funziona così, no? Allora intervistiamo, per dire, uno di Forza Italia perché dica male di Forza Italia, ma solo che questo giochetto è diventato stucchevole, ormai non funziona neppure più. Cioè, in sostanza, noi abbiamo inseguito, proprio in una rincorsa forsennata, eccetera, abbiamo inseguito il peggio di quel che credevamo potesse agire sugli istinti del lettore. Al contrario, il lettore si è disaffezionato, tra l'altro il lettore è bombardato di notizie. Adesso anche per questo è fondamentale scegliere, è fondamentale il giornalismo d'inchiesta, il giornalismo d'opinione, come quello che fa l'amico Buttafuoco. Cioè, per dire, no? In America lo studiano questo fenomeno. Noi abbiamo adesso un'informazione che viaggia istantanea, abbiamo notizie che arrivano istantaneamente, basta un telefonino, un collegamento al web e sappiamo tutto subito di quello che accade dall'altra parte del mondo, per giunta gratuitamente quasi. Ecco, allora voglio dire, questo richiede un forte ripensamento, richiederebbe una rivoluzione, uno sforzo importante nei giornali. Al Sole 24 Ore lo stanno facendo, al Corriere tentiamo di avviarlo adesso con i nostri mezzi. Per esempio, tutta quella cosa che dicevo prima, il lettore consumatore, no? Perché anche lì le case, le librerie sono piene di enciclopedie, di corsi di inglese, di giardinaggio, di tutte queste idiozie qua. Adesso funziona meglio se fai degli instant book mirati su un tema, si dimette il Papa, piuttosto che, non so, c'è la grande guerra, non la fai la sera. E infatti questi funzionano e vendono dei quattrini, però non è qui e non è in questo modo che si può tamponare. In più, sempre restando alla seduta d'autocoscienza, per cui dobbiamo fare un po' di autocritica, nel giornalismo italiano, credendo di far meglio quadrare i conti, è scattato un cannibalismo spaventoso e feroce tra giovani e vecchi. Allora, no, per risparmiare vengono cacciati a pedate nel sedere e prepensionati a 58 anni delle persone che sono magari nel pieno della maturità, per i quali gli stessi giornali hanno investito molti quattrini per formarli così come sono, e vengono scaraventati, cioè non c'è più un passaggio di saperi tra generazioni che avviene, diciamo, secondo una fisiologia. Sta avvenendo tutto in modo molto brutale, se non che cosa accade? Che le nuove leve sono entrate in questa professione al più tardi 20 anni fa, quando oramai questi vizi erano diventati già congeniti, quindi è molto complicato. In più, chiudo dicendo questo, c'è anche un rispecchiamento appunto televisivo. Una delle cose che mi fanno arrabbiare moltissimo è quando la sera in via Solferino vedo che tutto si ferma nelle redazioni, negli uffici dei capi redattori, dei vice direttori, perché devono guardare i titoli del TG, seguendo lo schema, la graduatoria di notizie. No, io ho provato a dirlo qualche volta,
facciamolo diverso, chi se ne frega, facciamo delle cose nostre. Infatti guardate, gli unici fenomeni, diciamo, che funzionano, a parte, ripeto, l'esempio molto speciale ma è particolare del Sole, è un giornale come il Fatto Quotidiano, che è un giornale di battaglia, è un giornale anche di militanza, se vogliamo, così astrattamente, ma senza apparentamento partitico, non è? Però è un giornale che ha riscoperto il gusto di fare le inchieste, di fare le interviste dure. Anche la televisione non è tutta televisione del dolore. Mi viene in mente, magari non sarà simpatica a tutti, ma la Gabanelli fa un eccellente programma di inchieste. Perfino trasmissioni come Le Iene vanno a cercare delle storie, delle cose che i giornali magari snobbano. Una volta nei giornali le inchieste si facevano, adesso io non pretendo, guardate, al Corriere nel 1950 il direttore di allora incaricò Guido Piovene di fare un'inchiesta sull'America che durò un anno, va bene, fece 36 stati, 50.000 chilometri in macchina, intervistò da Einstein al presidente americano, ne venne fuori un libro stupendo, i pezzi uscivano con foto di Cartier-Bresson. Questo è, non dico questo, non dico neppure l'inchiesta sul Vaticano che cambia, il Concilio Vaticano, fatta da Cavallari, che durò diversi mesi e culminò con un'intervista a un Papa, la prima, Paolo VI. Però adesso, sapete cosa accade? Accade che alla riunione che si conclude all'1 dicono: senti, fammi un'inchiesta per oggi alle 7. Ma quale inchiesta posso fare? Posso rappattumare 4 cose, voglio dire, su internet e tra l'altro che andrebbero setacciate, perché internet è piena di porcherie, di stupidaggini, cioè va scremata, diciamo così. Purtroppo, ecco, voglio dire, siamo precipitati in questa deriva. Al contrario, bisognerebbe appunto recuperare qualcosa, o almeno il meglio di quello che c'era di buono nella professione, e certamente preoccuparsi poi di come lo si presenta, perché quando si diceva prima, no, l'informazione che viaggia immediata, no, in rete, ne siamo talmente bombardati che in America è un fenomeno che scontano, questo è l'overload, no? Abbiamo troppe notizie, per cui il lettore è non solo frastornato, ma ne respinge anche. Basta accendere la TV alle 7 della mattina, hai il rullo di tutti i telegiornali, hai Rai News 24, Sky, e poi per non parlare dei siti e di tutto il resto, lo si vede anche sul telefonino, per cui è complicato pensare, richiede un certo sforzo immaginare un giornalismo nuovo, tanto più che c'è poi anche il citizen journalism, cioè quello fatto dai cittadini comuni che mettono in rete una quantità di notizie, cose, fatti appena accadono. Insomma, siamo nel pieno di una crisi che richiederebbe, mentre gli editori al contrario non hanno affatto voglia di si preoccupano appunto dell'incasso quotidiano. Guardate, scusa, lo dico anche contro il mio stesso giornale, ma quando voi vedete, noi i giornali, i grandi giornali hanno cannibalizzato i settimanali che sono morti, ok? Abbiamo i settimanali per le donne, abbiamo il settimanale tipo News Magazine, c'è la Corriere, c'è la Repubblica, sono morti i vari Panorama, l'Espresso. Se voi sapeste i numeri di vendita nuda in edicola, senza il film, la videocassetta, di settimanali che un tempo erano prestigiosi, tipo Panorama o anche l'Espresso, c'è da rabbrividire, li abbiamo cannibalizzati noi. Inoltre, non paghi di questo, disseminiamo giornali di fasulle, informazioni che sono invece marketing, di stili di vita. Allora torna di moda la penna stilografica, giù una pagina e poi 3 pagine di pubblicità della Montblanc, cioè il lettore non è idiota, lo capisce. Invece noi dobbiamo dare delle cose che tanto più, delle cose che interessano, proprio dobbiamo far capire all'operatore, al piccolo imprenditore italiano che viaggia, che vuole andare in Uzbekistan a vedere se c'è un affare da concludere, dobbiamo raccontargli il mondo oltre che l'Italia. Ecco, questo, allora io, detta in questi termini, sembra la denuncia di un passatista malato appunto di nostalgia, che pensi, no, anche in passato i giornali erano pieni di vizi, però insomma vivevano in un'altra maniera e anche con maggior dignità, io trovo. Adesso
il problema è, visto che qua abbiamo io mi occupo di presidenti della Repubblica, qui ci sono 3 presidenti, 2 di ordini regionali e il presidente nazionale dell'ordine dei giornalisti, bisognerebbe, non lo so, far scattare una specie di mobilitazione che imponga, non so, fare 3 giornate chiamando il meglio della professione per come dire, ripristinare anche un minimo di schema morale, vorrei dire, no? Perché si sono persi certi fondamentali di questo mestiere. Siamo tutti ostaggio della volgarità che dilaga in TV, ma ormai anche nei giornali, ma anche nella politica, come dicevamo, e da qui non ne usciamo. Non voglio dire che il giornalismo abbia il compito di formare le coscienze, sarei un presuntuoso e ho una idea sbagliata e missionaria del mestiere, io non ce l'ho, non ho questa pretesa. Mi basterebbe, mi accontenterei di essere dignitosamente onesto il più possibile e raccontare le cose vere così come accadono. Io addirittura, per esempio, occupandomi di Quirinale, faccio molta fatica a far capire, perché c'è questa ossessione del retroscena, e nella politica bassa, diciamo, il Quirinale poniamo che sia la politica alta, nella politica cosiddetta bassa questa retroscena è spesso proprio anche scivola anche nel pecoreggio, proprio nel volgare puro, pretendono delle cose che non stanno né in cielo né in terra, insomma. Mi ricordo, ebbi una lezione in questo senso, e chiudo, una domenica, mi ricordo che era il 95, Berlusconi era appena uscito, era appena caduto il suo primo governo, che era durato solo 8 mesi, e aveva fatto una dura sparata contro Scalfaro, presidente allora della Repubblica, dicendo è un golpista, un mascalzone, delle cose molto pesanti. Chiamai Scalfaro a casa, era mezzodluna, all'ora di pranzo, e gli ho detto: Presidente, ha sentito cosa dice? Cioè, insomma, mi scocciava anche sfruculiarlo, no? Su questa cosa, e lui, dopo un silenzio di 3-4 secondi, mi rispose con una sola parola che mi lasciò interdetto. Mi ha detto Trabzon. Dico: scusi Presidente, non ho capito. Trabzon, prego, arrivederci. Trabzon non mi diceva nulla. Trabzon, dopo ci ho dovuto pensare, è il nome moderno, attuale, della città di Trebisonda, in Turchia, donde lui voleva dire: quell'uomo ha perso la Trebisonda, non è più un conto sui, è fuori di testa. Più di questo non dico. Ecco, voglio dire, insomma, io scrissi lo stesso pezzo su questa sola singola parolina, però per dire, mi diede una lezione di stile, non è che scese e si sgangherò a come dire, duellare allo stesso modo in cui, e chiudo, proprio oggi un messaggio eloquente al paese, oltre che a Palermo specificamente, l'ha dato Mattarella. A Palermo, avete visto, è venuta fuori questo verminaio di intercettazioni, di cose volgari che riguardano la figlia primogenita di Borsellino, che si era impegnata e sulla quale, se sono vere certe intercettazioni, credo, temo che siano vere, denunciate dal fratello Manfredi, che è anche uno schivo, timido, faceva una fatica tremenda a parlare oggi. Lui, alla fine, oggi Mattarella ha parlato abbracciando questo ragazzo e basta. Già questo è una bella lezione, nel senso che è un gesto che ha un valore simbolico che vale più di 1000 parole e che è servito a delegittimare, diciamo così, pubblicamente quella parte di paese, in quel caso quella zona grigia, che magari tollera quel tipo di connivenza. Ecco, avremmo bisogno di una politica più silenziosa e comunque più composta, mettiamola così, che non stesse a questo giochino, no, dei giornali, e avremmo soprattutto bisogno di una veramente autocritica severa da parte nostra, che facciamo su questo mestiere, per cercare una ripartenza. Grazie. Io ricomincerei il giro con lo scritto di Ecofino, ricordando un po' come è iniziata abbiamo iniziato
iniziato con l'informazione spettacolo dai foglie, no? Dai classici, siamo passati pagine abbastanza vergognose con la verità, qui Enzo Iapino ha denunciato spesso il punto più basso di un certo giornalismo appunto da spettacolo. Siamo arrivati al video dell'arresto di Bossetti, no? Da tutte le carte deontologiche viene insediato il nostro poster sul manetto, ovviamente non l'hanno mostrato in manetto, l'hanno mostrato però mezz'ora, in cui in un momento più delicato possibile, una cosa che assolutamente non serviva di tecnico. Fino a dov'è che si andrà da un lato? Questa è la domanda che faccio a Renzo. Dall'altro la proposta che lancia Marzio Breda è: facciamo qualcosa, no? Troviamoci, riuniamo, facciamo l'assise di stati generali della professione. Questo in parte è stato fatto, si potrà rifare, è sufficiente? Terza domanda, perché in fondo la rete, tutto quello che sta succedendo, che sta cambiando completamente, in queste settimane abbiamo parlato parecchio, sia sugli strumenti che abbiamo a disposizione, sia su come sta cambiando tutto, proprio ieri tra l'altro scorso alunno. E ci sono media che in rete stanno facendo delle cose eccezionali di informazione, non c'è soltanto il sito che pubblica le fotogallery delle donne per fare contatti, ci sono anche media nuovi, non i media tradizionali che si stanno convertendo, che su piattaforme stanno sperimentando e stanno andando avanti facendo informazione, per cui qualche speranza c'è o no? Quanti giorni abbiamo? Perché però fatemi dire, proverò a non sottrarmi, però fatemi dire alcune cose, spero in maniera sintetica e spero anche di non determinare equivoci. Buttafuoco è stato reticente, perché devo difendere i giornalisti, perché quando lui ha fatto tutta quella costruzione sulla campagna elettorale della discesa in campo di Berlusconi, raccontata da giornalisti che dimostravano di non capire niente, insomma qualche attenuante credo che i giornalisti l'avessero, perché insomma poi a un certo punto l'ultimo giorno entrò in campo il parrucchiere di Occhetto. Chi di voi vide quella famosa ultima tribuna televisiva, vedo che qualcuno ride, che Occhetto cotonato che parlava, che duellava in TV con Berlusconi, credo che sia costato 500.000 voti solo quello, insomma, penso che serva, cioè, è una cosa devastante, se andate su YouTube ve la trovate, insomma è una delle comiche più cliccate. Qualche altra roba, perché sennò poi mi sgridono se sto zitto. So che Marzio non voleva dire questo, perché ne abbiamo parlato, il Fatto è un giornale militante, non nel senso politico, e lui questo lo ha detto in maniera chiara. D'altro canto sarebbe paradossale che potesse esserlo in senso politico, visto che chi lo dirige la pensa in maniera esattamente opposta rispetto al 99,9% della sua redazione. È un giornale che ha riscoperto il gusto di porre domande, o di dare, hai parlato delle inchieste, o di dare delle risposte, ha condotto delle campagne che possono essere non gradite alle orecchie ora dell'uno o dell'altro, però meno male che se ne parla, perché se no non se ne parlerebbe. Tu non riferirai a nessuno quello che sto dicendo. Non è vero che c'è solo la Gabanelli a fare quelle cose, la Gabanelli che fa molto bene, riesce ad avere un audience, anche perché ha una protezione legale che a nessun altro in Rai viene garantita. È facile fare i servizi molto aggressivi quando sai, ci vuole la capacità, ci vuole la qualità per i collaboratori, quando sai che non rischi quasi niente, perché quando sai che per quel servizio, ed è una delle mie croci, ti danno 5 euro, è complicato diventare aggressivo, perché poi questi tenenti che sono in Parlamento, scrivetelo, questi tenenti che sono in Parlamento stabiliscono che la sanzione minima è 5.000 euro e 80 euro in più di quanto il gruppo Repubblica offre nel vostro nord-est per la schiavitù di un anno.
perché capite, crocifiggerci o autoflagellarci va bene, poi parliamo della vita oltre che dei desideri di quelli della nostra età o degli Amarcord. Cioè il gruppo Repubblica fa questi contratti: 3.000 euro per i primi 144 articoli, 3.800 euro per i secondi 144, almeno 1.600-1.800 battute, non me lo ricordo, credo 1.600 battute, spese, tasse, video, abstract, contributi previdenziali compresi. E se ne scrivi più di 288, come capita a chiunque lavori per questi giornali da piccoli centri, c'è, mica lavori gratis, la somma forfettaria annua di 120 euro, cioè la codifica che la schiavitù in Italia costa 4.920 euro. Quindi è facile che noi ci si tolga di questo. Io faccio questa battaglia, ogni tanto mi insulto, non sto per dare anche un altro morso su un orecchio al mio amico Marzio Breda, sto per dargli un altro morso sull'orecchio, siamo amici davvero, siamo stati qua in un momento molto delicato della vita di questo paese, quando Cossiga andò a casa di Montanelli per offrirgli di fare il senatore a vita e Montanelli gli disse no. Credo che sia qua attorno, io la casa non la troverei, però insomma guardando l'opuscolo che avete dato, c'è il sentiero Montanelli, mi è venuta in mente questa cosa. Io sono stato molto legato affettivamente a Cossiga, non vi fate raccontare palle, anche dai giornalisti, non era pazzo, aveva capito tutto. No, hai detto questo tu. Non era pazzo, aveva capito tutto, aveva capito la vergogna nella quale stavamo precipitando. Uno dei suoi consulenti a livello di informazione allora era Antonio Di Pietro, prima che si sapesse dell'esistenza in vita di Antonio Di Pietro, tanto che cercò di convincerlo ad accettare l'incarico di ministro dell'interno, se non ricordo male, nel primo governo Berlusconi, e poi la cosa fallì per una fotografia scattata arbitrariamente scattata abilmente, non arbitrariamente, all'uscita dello studio Previti, insomma, saltò anche per questo. Quindi non era matto, assolutamente. In altre cose, sì, questa forse era la cosa che volevo dire, l'altro morso che vorrei dare a Marzio, che so che non ha dentro le cose che può aver trasmesso un suo riferimento al patrimonio dei saperi che c'è in chi della nostra età viene rottamato in base a norme. Guardate un po', approvate dai sindacati, cioè io non lo so, i sindacati dovrebbero tutelare chi lavora e invece si occupano di rottamare. Certo che c'è questo patrimonio che rischia di essere disperso, però non mi piace quello che succede, perché io non sono per i giornalisti non condivido l'idea che i giornalisti delle nostre età debbano andare ai giardinetti a dare fastidio alle accompagnatrici dei bambini, non so come si chiamino, non penso questo, però neanche che debbano continuare a fare, come è avvenuto in grandi giornali, lo stesso lavoro che facevano prima, arrivando perfino ad impaginare i giornali, diventando un tappo inesorabile all'ingresso di chiunque si voglia affacciare a questa professione. Non può funzionare così, non può funzionare tenendo questi tanti, migliaia e migliaia fuori dai giornali, le redazioni sono vuote. Se voi andate vedete questi acquari, perché sono tutte redazioni fatte moderne, con vetri, cioè, vuote, le scrivanie vuote, non c'è più nessuno. Certo che la qualità si abbassa perché si ragiona con la pala, certo che si riempie tutto con la pala, certo che le responsabilità ci sono. Marzio è stato timido, è stato il Corriere della Sera a inventare il retroscena, lo chiamano il mielismo, infatti, no? Il retroscena senza la scena. Io non sono timido, come vedete, non cito direttamente le cose, io capisco. È il degrado dell'informazione, perché quando sei costretto a fare un retroscena, il retroscena è la cosa più facile da fare, perché si basa sempre su cose che ti dicono persone che non puoi citare, se no che retroscena sarebbe. E allora succedono le cose più allucinanti, per cui vengono attribuite a Tizio Caio affermazioni
che molte volte rappresentano davvero l'opinione del politico di turno, ma che non si sa se sono vere, se sono state davvero pronunciate. Tutte le cose che noi abbiamo visto, e io trovo intollerabile lo scandalo che poi tende sempre a colpire i giornalisti. Le avete lette le intercettazioni, le trascrizioni della conversazione, come si chiama il generale della finanza che non me lo ricordo? Prego? Tra Adinolfi e Renzi su Letta. Cioè, quelle cose c'erano già nel retroscena, perché ci sono state tutte, ma quando hai la prova è un'altra roba, solo che la prova di quello che era stato detto viene utilizzata per aggredire i giornalisti, per dire che bisogna fare una legge sull'uso delle intercettazioni, il divieto delle intercettazioni. Vi tolgono spazi di informazione, vi vogliono togliere spazi di libertà. Questa storia che citava indirettamente Marzio, che parte da Palermo, che riguarda delle frasi che fanno orrore perfino riferire, guardate, vedrete che saranno una sorta di lubrificante per le iniziative che in Parlamento ci sono in tema di intercettazioni. Io i giornalisti non devono essere degli educatori, non sono d'accordissimo con te Marzio, non è compito nostro. Intanto dovrebbero mandarci in campi di rieducazione, perché quello che diceva prima Pietrangelo sui giornalisti militanti o manganellatori in mille trasmissioni televisive, chiudete gli occhi e li vedete, o anche sui giornali, sulla TV l'impatto è sicuramente maggiore. Cioè, ci dovrebbero mandare in campo di rieducazione. Cioè, noi facciamo delle cose di eterna memoria, facciamo delle cose ad Avetrana. Lo sapete che c'è un editore in Puglia che ha ristampato le cartine della Puglia, e ristampando la sezione della provincia di Lecce e Brindisi, l'indicazione non è Bari, l'indicazione è Avetrana. Fuori dalla mappa ci sono le frecce, l'indicazione è Avetrana. Cioè, ma vi rendete conto di quale orrore noi siamo stati responsabili? La pubblicazione delle foto di parti del cadavere di Sara Scazzi. Ma quelle sono scelte criminali nostre, sono scelte che ci squalificano, non che ci qualificano. Perché accade tutto questo? Perché noi sostenevamo di avere una regola che era quella delle 5 W, che poi non erano tutte V e poi non erano manco 5 perché erano 6, perché era chi, come, quando, dove, cosa e perché, le ho dette tutte e 6, o me ne sono persa una. Adesso la regola è un'altra, ma non è per strapparvi un sorriso. Adesso Roberto Napoletano è avvantaggiato perché non ce l'ha lo spazio per fare queste cose, probabilmente non le farebbe neanche se lo avesse. Il target del suo giornale è un altro, ma le cose che vi dicono nei giornali o anche nelle TV, la regola che vi chiedono di osservare è quella delle 5S, e sono soldi, sport e spettacolo, e ci va bene. Poi potrebbe anche andare bene i soldi, vabbè. Poi ci sono sangue e sesso. Questo vi chiedono perché? Perché dall'altra parte ci siete voi che queste cose vedete, se vengono trasmesse in TV, che queste cose leggete. I giornali di gossip in Italia tutti diciamo che li leggiamo soprattutto le signore che hanno più tempo, perché gente come me dal barbiere ci mette dai 5 ai 6 minuti, no? Per evidente mancanza di materia prima, ma voi avete molto tempo quando andate dal parrucchiere, tutti dite o diciamo che li leggiamo dal barbiere o dal parrucchiere. Io ho guardato i dati dell'Istat, non ci sono 3.500.000 barbieri e parrucchieri in Italia, quindi qualcuno di voi imbroglia. Allora, questa battaglia i giornalisti non la possono vincere da soli, perché non la può vincere il redattore, il collaboratore da 5 euro, non la può vincere neanche il redattore contrattualizzato, sempre meno, non la può vincere, perché c'è chi c'è sopra che gli dice il pubblico vuole questo, fammi un'inchiesta per le ore 19, ma di che stai parlando? Inchiesta significa un'altra roba.
senza la degenerazione di andare in giro per gli Stati Uniti 5 mesi, perché quello era un'altra. Quindi questa battaglia i giornalisti la possono vincere, io praticamente tento di fare questo sempre, se c'è un coinvolgimento da parte dell'opinione pubblica. Guardate, noi alcune battaglie a tutela dei vostri diritti le abbiamo vinte. La battaglia contro la prima stesura della legge sulla diffamazione, che forse era meno vergognosa di quella che stanno per approvare, insomma, l'abbiamo vinta grazie alla mobilitazione dei cittadini, e così il primo blocco alla legge sulle intercettazioni. Bregamassone starebbe continuando ad operare e all'ergastolo, modulo la voce come faceva Roberto prima per attirare la vostra attenzione, e all'ergastolo grazie al fatto che sono state pubblicate le intercettazioni sulla macelleria della clinica Santa Rita a Milano. Quindi noi abbiamo un ruolo sociale, non da educatore, non lo possiamo fare da soli questa battaglia. Io non lo so, e rispondo più sinteticamente alle 3 domande che mi ha mollato Amatori. Io non so dove finirà. Finirà con la chiusura dei giornali, finirà col fallimento. Certo, questa non è l'informazione della quale la società ha bisogno per crescere e operare delle scelte consapevoli nei momenti. Noi facciamo chi lo diceva, aiutatemi, il saggio è lui, l'informazione viene usata come altro che religione, occhio dei popoli. In molte occasioni l'informazione indirizzata serve per addormentare le coscienze, per farvi vedere una realtà, distrazione di massa, un'arma di distrazione di massa. Lo vedete che ci vuole un intelligente al tavolo, no? Comunque, a parte questo, perché si sta facendo tardi, un po' prova ad alleggerire un po' il mio. Io credo che noi abbiamo il dovere, tutti gli organismi di categoria, credo che in maniera perfida Amatori mi proponesse gli stati generali, abbiamo tutti il dovere di confrontarci, ma se stiamo tutti dalla stessa parte, se decidiamo di stare tutti dalla stessa parte, e la parte che è la parte dei giornalisti che coincide con quella dei cittadini, se invece tra di noi c'è chi sistematicamente sta dalla parte degli editori, che sono quelli dai 4.920 euro, spese, tasse, contributi compresi come prezzo della schiavitù in un anno. Ho portato Messaggero 2 volte davanti ai magistrati con 2 colleghi. In un'occasione ve lo dico se ci siete, porca miseria, in un'occasione la Corte d'Appello di Macerata ha condannato Messaggero a quasi 500.000 euro di differenza tra dovuto e corrisposto. Gli abbiamo pignorato la sede e hanno cominciato a pagare. In un'altra occasione, mi dispiace che sia sempre Messaggero, ma noi le cause le possiamo fare se ci date gli elementi. La Corte d'Appello, la sezione lavoro dell'Aquila, ha nominato l'ordine consulente di parte della Corte, ha condannato Messaggero a più di 900.000 euro di differenza di compensi tra il corrisposto e il dovuto. Facciamogli male se avete gli elementi, è l'unico discorso che sentono, è l'unico discorso che sento. Io so di colleghi pagati 50 centesimi per 300 parole. 300 parole sono quasi una cartella. Gli stati generali si dovrebbero preoccupare di questo, della fame che devasta vite di migliaia di giovani giornalisti e toglie spazi di informazione di qualità ai cittadini. L'ultima cosa, sono stato lapidato per aver detto che secondo me i blogger fanno informazione. I blogger non sono tutti i nuovi media, per l'amor di Dio, insomma, non si racchiude tutto là. Sono stato insultato per avere preteso che anche loro abbiano delle regole, perché non può essere giungla. Roberto Napoletano adesso la farà franca con la nuova norma sulla diffamazione, ma è un fatto di civiltà, perché l'idea, quante pagine fai ogni giorno? 40 su quasi. Ne allora ho sbagliato il giornale, ma il Corriere della Sera, che ne fa circa 400 con le edizioni, l'idea che il direttore del Corriere della Sera, che è bravissimo, l'ho visto un Messaggero, non so quante cose ho, 18 edizioni,
No, ma io dico, quando fai 400 pagine, l'idea che il direttore possa guardare 400 pagine controllando anche le brevi e le didascalie è un'idea da demente, no? Perché quella legge era stata fatta quando i giornali avevano 2 o 4 facciate. Adesso questa cosa lui, non per il passato, perché non credo che possa essere retroattiva, lui la sfangherà, i direttori la sfangano, i colleghi no. I colleghi no, ecco perché ho definito questa legge una legge vergogna e una legge spot per il Parlamento. La CEDU ci ha condannato nel 2014 a 31 milioni di euro di risarcimenti per diritti lesi e loro hanno fatto, legati anche alla previsione del carcere per i giornalisti, hanno fatto questa legge spot per tirarsi fuori da questo, non risolve i problemi della categoria, ma chi lavora sul web, i nuovi media devono accettare delle regole, perché se no è giunta. Non significa museruola, sono contro le museruole, credo di averlo dichiarato, documentato, testimoniato, però l'idea che ciascuno di noi possa scrivere qualunque roba senza che si sappia neanche chi è a scriverlo è un'idea che non va bene, perché la reputazione delle persone ne viene lesa e le persone hanno il diritto di, sono contro le cause, sono contro non solo la galera, contro le cause, le persone hanno il diritto di sapere a chi rivolgersi per ripristinare la loro rispettabilità. È una sfida grande perché non c'è molta disponibilità da parte di chi opera in questo settore ad accettare regole. Del resto, ma perché devo accettare regole se faccio quello che mi pare? È una sfida complicata perché molti, mi diceva il colonnello oggi generale Repetto, ho finito, oggi generale Repetto che è il fondatore per darvi un'idea del GATT, che era un nucleo speciale della Guardia di Finanza che si occupava della pirateria e della vigilanza sull'informatica, che Hotmail, che è il mio account privato, non rispondeva, che ha sede a Miami, non rispondeva neanche per le interpellanze che loro facevano in ordine a indagini di omicidio. Vi immaginate se risponde davanti alla doglianza di una violazione del diritto alla reputazione di una persona? Quindi dobbiamo darci delle regole. Può essere fatto in occasione degli Stati Generali. L'ultimo Consiglio Nazionale dell'Ordine, ho davvero finito, ha votato un documento che auspica questo incontro. Sapete quante risposte abbiamo avuto dagli altri organismi di categoria? 0. Cominciarono a giocare alla scena alla stampa, poi svilupparono le idee molto maggiormente e avevano imparato a Repubblica, scusa, allora chiudo il cerchio, era la scuola di questo. Un piccolo annuncio che i libri di Roberto Napoletano e di Pietrangelo Portafuoco sono in vendita e siamo di fretta ma c'è il tempo di farli firmare. Una buona notizia che questa settimana di aggiornamento professionale che la Cortina ha avuto un grande successo. Siccome però il suo titolo diceva l'appuntamento è con il futuro dell'informazione, non posso non finire con chiedere al direttore Napoletano e ai colleghi, io credo di poter dire già loro una piccola profezia e un'indicazione che primo, non è vero che morirà la carta, lo dico subito, si venderanno un po' meno copie di carta, non è vero che morirà il giornalismo, è vero al contrario che si vincerà solo con il giornalismo. Questo lo ritengo proprio una regola assoluta. Io ho ascoltato tutti gli interventi e devo dire che ognuno di questi interventi mi ha dato degli spunti molto interessanti, siccome non penso che possiamo essere lunghi a quest'ora, non ho voglia di quello, però una cosa la voglio dire. Quando Pietrangelo diceva che spesso ci allontaniamo dalla realtà, ha totalmente ragione. Io mi sono imposto come direttore di fare questo memorandum una domenica di sole, che per me è un sacrificio terribile, tutti di notte, perché mi costringe a entrare nelle piazze, nei bar, nelle scuole, a guardare un po' in faccia chi ci circonda, perché se no, lo dico molto sinceramente, diventa veramente difficile fare un prodotto nel quale il lettore si riconosce, per il quale il lettore paga qualcosa. Io credo che ogni giornale ha un'anima
e noi dobbiamo rispettare quell'anima. Io ho detto il Messaggero per più di 5 anni e devo dirvi che la prima volta quando sono andato al Messaggero ho detto ma io non sarò capace di leggere il Messaggero, perché non era una cosa così facile interrogarsi. Noi parliamo di inchiesta, per me il giornalismo investigativo, il giornalismo di inchiesta è decisivo in questa professione, però quando lo fai al Messaggero è diverso, tu fai il dillo al Messaggero. Io dico molto, se oggi succede negli Stati Uniti qualcosa che assomiglia a quello che succede, avremo 20 televisioni in tutti i siti del mondo che ti racconteranno quello che sta accadendo, lo vedi proprio con le persone, con le facce, con le parole, ma quello che accade nell'ospedale dove è ricoverato tua madre, chi te lo dice? Quello che accade nella scuola che frequenta tuo figlio, chi te lo racconta? Questo secondo me è il giornalismo di inchiesta sul territorio. Questo era il Messaggero, quindi a Sole 24 Ore è tutta un'altra storia. Però io credo che ci sia una sola grande impresa, privata o pubblica, che ci sia un solo grande azionista, diretto o indiretto, del Sole 24 Ore, che non abbia avuto qualche inchiesta di giornalismo investigativo che abbia determinato più di un pensiero. Credetemi, abbiamo parlato molto di cronaca giudiziaria. Io credo che il giornalismo si riscatterà totalmente quando sarà capace di fare inchieste giornalistiche che richiedono mesi, applicazioni, che aprono inchieste giudiziarie. Troppo facile trascrivere quello che hanno fatto gli altri. È molto più difficile, ma anche di maggiore soddisfazione arrivare noi prima degli altri. Questa era l'origine del giornalismo. E devo dirvi che è vero che Sole 24 Ore è tra tutti i giornali economici europei e americani il più anomalo. E anomalo nelle tirature, perché nessun giornale economico degli altri paesi vende quanto vende Sole 24 Ore. Ma credo che sia anche atipico e anomalo nel modo di raccontare i fatti. E io ho sempre pensato che c'è una frase che mi ha sempre detto uno dei vecchi quando fui assunto da Sole 24 Ore. Dicevo, io devo domandare, ma secondo te che cosa distingue il Sole 24 Ore dagli altri giornali? Non è che non mi ha risposto che c'è roba di punti, non è che mi ha risposto c'è la finanza, c'è l'economia, no. Io domando, dimmi che cosa? Cioè, secondo me è un giornale che assicura un racconto veritiero del paese. Io credo che questo sia lo sforzo che dobbiamo fare oggi per fare informazione. Chi nel mondo vuole capire che cosa succede davvero in Italia, che cosa cambia in profondità nell'economia, nella finanza, dentro le istituzioni, come dicevo prima, con meno retroscena, con più scena, credo che a Sole 24 Ore possa trovare uno strumento utile per capirsi e per regolarsi. E credo che alla lunga mantenersi fedeli a questi principi crea un tale rapporto di fiducia con il lettore che non è scalfito. Io credo che ho raccontato questo sistema multimediale del Sole 24 Ore. Ebbene, io posso dire con sicurezza che noi abbiamo provato, per ora con soddisfazione, a vincere la battaglia della modernità con la forza dell'antico, cioè la forza del modo di fare informazione del Sole 24 Ore. Io sono certo che il giornalismo non morirà mai, ma non morirà, non è vero che non morirà il giornalismo di servizio, perché è riduttivo, non morirà il giornalismo. La battaglia della modernità si vince con la forza antica del giornalismo. Grazie. Volevo aggiungere una cosa. Prima ho detto al Presidente Jacopino ti devo raccontare una cosa, ma la racconto a tutti perché è significativa, perché si collega a quello che dicevi riguardo all'atteggiamento degli editori, al loro essere anche indifferenti rispetto ai fatti della realtà. Mi ha raccontato Claudio Fava, che oltre a essere un autorevole esponente della Commissione Nazionale Antimafia
è anche un valido, straordinario giornalista, mi ha raccontato che un giorno in Calabria i carabinieri hanno intercettato la conversazione tra un capo Drina e un suo killer, dove a proposito di un ragazzo della vostra età, che fa un lavoro duro, difficile, che è quello della cronaca giudiziaria, a proposito di questo ragazzo dicevano: io a quello gli devo sparare in bocca, e il killer immediatamente dà la sua disponibilità per sparare in bocca a questo ragazzo. I carabinieri, grazie a Dio, ascoltano la telefonata, immediatamente dispongono le misure di sicurezza per questo ragazzo, e poi la Commissione Nazionale Antimafia lo convoca, lo ascolta, e mi ha detto Claudio Fava che tra i dettagli di quello che era il racconto di una fatica vera, concreta, un ragazzo che va a scrivere fatti veri e non, diciamo, protetto da nessuna mitologia, non protetto da chissà quanta mobilitazione di scorta, dice di essere pagato 8 euro a pezzo. È ricco. Ed è ricco, come 8 euro l'ordio, senza l'influenza. Ecco, io vorrei dire che tra le pagine del giornalismo, tra quelli che poi sono gli episodi veri, concreti di una fatica, c'è anche questo aspetto dell'entusiasmo, dell'eroismo, della fatica di chi sa interpretare la realtà, la sa raccontare, e dall'altro lato un sistema che non riconosce quello che invece è riconosciuto a tutti gli altri mestieri, le professioni di lavoro, ed è la dignità di dare garanzie, futuro e certezza a chi, intraprendendo questa professione, ci mette anche l'amore. Prima si diceva appunto che c'è questa guerra generazionale dei giovani che vogliono cacciare gli anziani, di firme, di autorevoli colleghi che stanno affrontando adesso una stagione di grande difficoltà, perché, badate bene, in quello che è stato il massacro dei giornali c'è anche una continua, attenti, occhiuta strategia per uccidere le voci libere, quelle che di solito vengono considerate inaffidabili, quelli che quando cadono non cadono in piedi, quelli che quando cadono vengono poi bastonati, a maggior ragione dagli editori. Sono bravissimo perché sarete stufi. No, tornando su questa cosa generazionale, il cannibalismo, cui anche il Presidente Jacopino ha accennato, io voglio dire solo questo. Io credo di essere una persona di buon carattere, mediamente allegro, ho 2 figli, uno fa l'ingegnere e va bene, il secondo fa l'università, mi colpisce molto, mi ha colpito molto, ci ho ragionato proprio nei giorni scorsi, ne parlavo con mia moglie, dico: ma è possibile che nessuno dei due, il secondo in particolare, che tra l'altro ha grazia di scrittura, è colto in un modo così preside su molti fronti, è possibile che non mi abbia mai detto una volta: mi piacerebbe fare giornalista? In fondo in casa non sente che questo, vede passare direttori a pranzo e a cena, insomma, ecco, io sto in un giornale che di per sé dovrebbe, probabilmente, a mia moglie che diceva, con la quale ragionavo di strano, ho detto: guarda, probabilmente l'ho immunizzato, sappiamo, no, che il sapore della lucidità è quasi sempre amaro, probabilmente le mie diagnosi degli ultimi anni in particolare sono così amare da
disilluderlo e pensare ma è un postaggio quello, meglio qualsiasi altra cosa. Ecco, questo ha a che fare con il discorso del rapporto giovani-vecchi. Scusate, in chiave autobiografica, quando io sono entrato al Corriere era 36 anni fa, ero più giovane redattore del Corriere, avevo 26 anni, bene, io ero come carta assorbente rispetto quando arrivavano 3 volte all'anno, veniva Ugo Stille, mitico corrispondente da New York, facevamo a gara per andare a cena con lui e D'Arigo al nostro ristorante, se passava Cavallari con le sue mitiche lo stesso, cioè non dico che tutti i vecchi, c'erano i vecchi Bacucchi e Babbioni anche allora evidentemente, ma li rispettavamo, ma c'erano anche delle persone che si erano formate, allora voglio dire, se tu hai in casa, dico per dire, un esperto che ha battuto il Medio Oriente, per fare un esempio, per 30 anni, che ha 100.000 competenze, rapporti eccetera, e lo butti come un calzino, mi pare una perdita secca. E purtroppo questa cosa sta avvenendo in una maniera molto brutale e è talmente stata coltivata anche dal sindacato, ha ragione, io continuo a dirlo, ma soprattutto dagli editori, perché è chiaro che se uno ha un po' di carriera alle spalle, ha fatto un po' di strada e anche diciamo gli scatti di anzianità, ha anche una remunerazione magari adeguata, ma soprattutto ha la testa per obiettare quando ti dicono fai questa cosa, no? Dico guarda che questa cosa nella chiave in cui la vuoi tu è sbagliata, loro vogliono delle specie di robot che obbediscono. Allora è un mestiere che sta degenerando anche da questo punto di vista, quindi io non è che mi preoccupo di andare ai giardinetti quando dovrò andarci, continuerò a scrivere sul giornale, ma non è questo, mi preoccupo di questo clima che ha visto deragliare una civiltà di rapporti che nel caso proprio del mio giornale è sempre stata fortissima, come ripeto era uno scambio di saperi quasi alla pari. Arrigo Levi, tutti lo ricorderete, che adesso non sta neanche molto bene, ha scritto, curato dall'amico Alberto Sinigalli, è uscito un bel libro che raccoglie i pezzi di questo straordinario testimone che è stato Arrigo Levi, saggista, corrispondente da 1000 posti, direttore ovviamente della Stampa, ma anche autore di programmi televisivi, e proprio mi colpiva molto come lui ricostruiva il clima degli anni, di quegli anni, diceva eravamo tutti nevrotici ed dannatamente competitivi l'un l'altro, ma in un clima di rispetto, perché questo fa parte ovviamente, è un mestiere che ovviamente solleva anche narcisismo e vanità, questo è abbastanza inevitabile, però è un clima che lui ricordava che si sta dissipando, è all'equilibrio, non c'è più, non mi pare una bella cosa. Grazie. Noi tra gli scorri 80 e adesso altri 50. Scusa. Gli ho domandato quanti ne sono usciti dal Corriere e quanti ne sono entrati. Ne sono usciti 130, omette per onore di bandiera, che stanno per buttarne via non so quanti altri ancora. E quanti ne sono entrati? Non entra... Forse è vero. 8. Non entra nessuno. 8. Scusa, i nuovi entrati hanno avuto, scusa, questo è importante, al Corriere, che ancora bilancio 2014 aveva un bilancio attivo, non so se Roberto Napoletano lo sa, credo sui 30 milioni di euro, non lo so, un bilancio attivo, sa, ecco, hanno da 5 anni nuovi assunti, hanno un contratto che si chiama depotenziato, cioè molte meno cose, molti meno benefit, molti meno quattrini. Anche questo è studiato ad arte per risparmiare, d'accordo, ma per generare questo cannibalismo per cui fuori dalle palle vecchie. E chi lo fa questo? E vabbè, il sindacato. Grazie. Abbiamo messo parecchia carne al fuoco, direi che da lavorare c'è parecchio, e magari in questa riunione di Stati Generali, sperando che qualcuno partecipi e cercando anche di coinvolgere chi nei giornali lavora e ha ruoli dirigenziali
iniziali, perché credo che debba partire dall'alto, non solo dal basso, questa maggiore attenzione, questa rivoluzione nel mondo dei media. Grazie e buona serata.